Dopo due sofferte vittorie il Borzoli dei Record di Scena Pontedecimo contro una pro in caduta libera senza pesante per mister Valmati, che non può contare su De Vincenzo, quello che è il tecnico più giovane della prima categoria orchestra. È però una sorta di capolavoro tattico, una sinfonia in crescendo che suona già al minuto 2 col duetto Valenti-Colella. L'uomo assist il bomber, finalizzatore l'uomo assist, debole però il tiro del numero 11, anche se preludio a un avvio impressionante della capolista. L'1-0 arriva infatti già al quinto minuto. Valenti dirige, Scalzi impreziosisce, Bertulla cinico finalizza un'azione corale da manuale del calcio. Ci sarebbe anche la reazione locale con Fiorito che non arriva di un pelo su un suggerimento a centro area, ma è poco più che un fuoco di paglia, perché al nono è già 2-0. Questa volta è Bertulla a dare là ai suonatori, che nell'occasione sono un ispiratissimo Scalzi e il solito letale Michele Colella, che si avvicina sempre di più a quota 30, così come il Borzoli già dopo un quarto d'ora di gara si avvicina alla 18ª vittoria in campionato, anche perché il raddoppio non placa la fame di gol di Colella, che impegna di nuovo Pelizza che al 20° perde il contatto col pallone. Bertulla però manca il terzo gol della partita. L'ex goliardica deve però aspettare solo pochi istanti per il 3-0, la doppietta personale, perché nei dintorni della mezz'ora Lerini ruba una palla e serve Colella. Il numero 9 ha un insolito eccesso di altruismo e, superato il portiere, offre al compagno di reparto il più facile e comodo degli assist. Gara impicchiata e Borzoli in volo. A evitare un passivo pesantissimo ci pensa Pelizza, che nega il 4-0 a Chiappri e chiude lo specchio anche a Bertulla. 3-0 primo tempo, ripresa che inizia con la Proponte in avanti, la traversa di Pasti e il diagonale fuori di poco sulla respinta sono un chiaro ma isolato segnale di ripresa, perché di qui in poi il miglior Borzoli della stagione riprende le operazioni di gioco. Al 23° Scalzi parte in posizione regolare, ma né lui né Bertulla riescono a superare a questo punto eroico Pelizza. La rete del 4-0 arriva comunque a 10 dal termine, un poker meritato anche se probabilmente irregolare, di sicuro meritatissima la rete per Nicolò Valenti, il man of the match di giornata per quella che è la 18ª vittoria su 18 per la capolista, ed è forse la dimostrazione di forza più importante di tutto il campionato.